responsabile di Trieste subito qui. Sta per partire l'altra staffetta, quella femminile, 800, 600, 400, 200. E sono partite velocissime. Vediamo subito al comando Treviso con Chiesurin, al suo fianco Pordenone con Popoli. Mentre chiamiamo per la premiazione le province di Vicenza, Venezia e Pordenone, che hanno gareggiato staffetta 864-200 cadetti. Gli atleti sono pregati di tenersi a disposizione nei pressi del podio. Ripeto, Pordenone, Venezia, Vicenza. Ecco, al comando si è portata Bolzano con Kippelwieser. Dio mi perdoni per questa pronuncia. Mentre pregherei le autorità di spostarsi un attimo indietro, grazie. Bolzano ora passa al comando, al suo fianco Trento con Berlanda, quindi Chiesurin. Ricordiamo che l'atleta con la maglietta lilla, che è in seconda posizione, campionessa italiana cadetti di cross, è la giovane Berlanda dell'ASAF Trento, che ora attacca all'esterno Kippelwieser di Bolzano, lotta fra le due atlete della regione Trentino-Alto Adige. Calzoncini rossi e maglia bianca Kippelwieser. Berlanda attacca in terza posizione Chiesurin della provincia di Treviso. In quarta vediamo Toniolo di Vicenza. Poi via via le altre squadre. Siamo agli ultimi 200 metri. Guardate come allunga elegantissima Berlanda. E siamo al cambio. Ed ecco Trento, Bolzano, Vicenza, Treviso, Udine, Pordenone e via via le altre squadre. Vediamo Gorizia e Trieste, Gorizia con maglia rosa, Trieste con maglia scura, partono anche loro. 600 metri, Trento in netto vantaggio. Mentre invito nuovamente le staffette di Pordenone, Vicenza e Venezia di portarsi subito nei pressi del podio per la premiazione. Immutate le posizioni di testa con Trento che tiene decisamente il comando, mentre nel lancio del giavellotto al comando Fondris di Trento davanti a Brunetta di Pordenone. Vai Claudia, dai, tutta! In seconda Treviso, in terza Bolzano, quindi Vicenza e via via le altre squadre. Attenzione, siamo al cambio, parte la staffetta di Trento. Il tratto di 400 metri, un tratto molto veloce. Per Trento dovrebbe essere D'Angellini, se è stato sistemato giusto il numero. Per Bolzano, che è in seconda posizione, calzoncini rossi, maglietta bianca. Vediamo Feltrin. All'esterno Treviso con Bonetto che ora passa in seconda posizione.
aver la vittoria in pugno dopo la prima frazione di Berlanda. Trento si invola verso il traguardo, inizia la volata finale dei 200 metri con Moretti. Bolzano ha preso un leggero margine di vantaggio, quindi Trento, Bolzano, Treviso nell'ordine, ed ecco la conclusione. Tra gli applausi Trento, con Berlanda, Zappini, Zanghellini, Moretti. Seconda, Bolzano, Gimmelwieser, Lampre, Beltrin, Bagnara. Treviso, in terza posizione, Chieselma giocato Valencia Piccoli, ed ora le volate, Udine, Pordenone con divisa nera. Quindi ora in questo momento Padova, grande lotta, ed ecco il 12 davanti Verona, Venezia, via via le altre